Giovanni, in effetti, era nato sordo e per questo non aveva potuto ricevere il dono della parola. Nel tempo aveva coltivato altre abilità. Zina, quando ancora non era caduta in disgrazia, si era presa cura di lui e coi segni delle mani e strane smorfie della bocca glielo ripeteva sempre: la normalità non esiste, ognuno di noi ha disabilità da proteggere e abilità da rinforzare. Aveva imparato il linguaggio dei sordomuti e si distraeva come poteva. Potete provare? Bene, bene, grazie. Arriolo, arriolo, arriolo indorau, arrico ed illo solo mi da puscio berau, iande mironnai andire no randire iande mironnai a sa ventana m'accosto più nu campo de olia donai no ribozzo pros de sa vida mia iande mironnai andire no randire iande mironnai. Sotto il loggiato, tra il forno e il pozzo, e lì Maria cantava e tesseva, e le vicine sentivano il telaio sbattere come se fosse d'oro, e quando vedevano il lavoro ultimato le dicevano: che bella mano che hai, Maria, sembra fatta apposta per la tessitura. E questo disegno da dove l'hai portato fuori? È così bello e delicato. Si meravigliavano nel vedere i disegni non tradizionali, ma che Maria ideava quando era stanca di per compiersi. In passato ho percepito delle emozioni che erano l'eco di qualcosa di più grande, una promessa di felicità, come un soffio lieve, come una scia che sparisce, effimera, lasciando solo un aroma di dolcezza. Poi l'eco si fa chiara quando entri per la prima volta in casa mia. Già dopo pochi minuti che sei dentro, sento la stanza riempirsi del colore, del profumo e dei suoni dell'Africa. Ti sento parlare al telefono nella tua lingua e ridere di una risata sincera, solare, marrone e bianca, come i tuoi colori. Una scintilla di gioia profonda, un'allegria del vivere, una sensazione di familiarità. Invadono i miei occhi, i miei pensieri e mi dico: finalmente, finalmente in questa casa si sente una voce e una risata. Vagavano affollati i pensieri, senza sentieri, nell'imprevisto del giorno. Sottile pareva la via di fuga dove l'orizzonte perde la sua macchia.
Il dolore sordo procedeva nei varchi del cuore. Fantasmi allacciavano ai ricordi il presente. Parevano strapparsi i fili che l'anima tesseva nel cielo bugiardo. Una mano annodava le corde indurite dal mare, conchiglie disperse nell'alto della marea. La speranza spalancava le braccia di fronte alla terra, lo sguardo ferito dal sole. La madre stringeva il suo ventre, la barca procedeva a tentoni. Un carico umano lasciava che il vento disperdesse le grida strozzate. La sete impone il silenzio, l'attesa cancella il passato, l'arrivo promette il futuro. Stretto il silenzio profuma di pane, di risa, di giochi, innocenza infinita, dove niente divide, tutto ci appartiene. Poi il suo diario di Maria Cossu. Sempre tanto Venina va a Sa mostra a Pistocos di Elisabetta Samma. Più bella in noi e devi leggerci qualche cosa, semmai in sardo. Este su conto di una femmina sadra che conosce una picciocchetta del Senegal e siccome è andata lì giù un radichetto prima credo di incursare su conto si legge solo su Saccapo. In italiano. È vero, Saccapo. Maria, questa femmina di nata Maria, credo di fare amicizia con questa picciocchetta, però questa mamma si voleva un po' di mesi, da seriata ogni volta che Maria chi sapeva si accostia da Saenna e tanto insomma a Maria devo passare in conca che di imparare a tessere non sapevo ciò che era. Non tenia figlia e a che lei voleva lasciare questa arte antica. E chi è meglio di questa picciocchetta pensata poteva imparare che all'ispanto vostra mamma e vostra Ida di una vipia veniva dei lagri e si dischipi di fare un treballo che sta gente può cominciare a scaputare. Come ti chiede una schiena? Dai una mano. Allora la comunità che qui rappresento, perché la comunità la fanno i ragazzi che sono qui presenti, Paolo che fa la foto, tanti amici che siete qui presenti, è molto soddisfatta della vostra numerosissima presenza, perché scrivere è un'occasione ottima per tirar fuori quello che ciascuno di noi ha dentro attraverso la scrittura creativa. Uno tira fuori quei sentimenti migliori che sono in ciascuno di noi, mentre si ascolta la televisione noi veniamo soffocati quello che abbiamo dentro. Teatro Proama, il nostro caro amico giornalista e scrittore Giacomo Mameli, Carlo Bellisai che c'è da qualche parte, anche lui scrittore e critico, e Kilap Gueye, mediatore culturale, anche lui autore di un libro. La Collina che ci ha ospitato, e con i ragazzi che ci hanno dato una mano per l'organizzazione. Naturalmente Elisabetta Potta, anche lei del Teatro Proama, e Mauro Palmas per la sua splendida musica.
Poi le edizioni EMI, Grafica del Parteolla e La Collina per i libri che avete ricevuto come premi. E poi soprattutto ringrazio i concorrenti, perché senza di loro non avremmo potuto fare niente.